Eccoci con Francesco Domenichini, meteorologo ARPAV. Buongiorno, che cosa è successo in Veneto in questi giorni dal punto di vista climatico? Abbiamo vissuto una forte ondata di calore, ce la può spiegare? E poi le chiedo già un'altra cosa, sembra che a breve cambi tutto. A che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni? Sì, buongiorno. Allora, per quanto riguarda la settimana scorsa, la settimana che si è conclusa con la domenica di Ferragosto, abbiamo sperimentato un'ondata di calore dovuta a un anticiclone africano che ha interessato tutto il Mediterraneo occidentale fino al Veneto. Abbiamo registrato quindi temperature piuttosto elevate per ben 5 giorni, ma fino alla giornata di oggi, giorni lungo i quali tra l'altro è stata emanata un'allerta per un allarme climatico per disagio fisico diffuso. Le temperature registrate hanno raggiunto i 29 gradi come valore massimo nella giornata di Ferragosto sulla stazione di Frassinelle Polesine. Abbiamo poi avuto 36-37 gradi su buona parte delle stazioni di pianura e di pedemontana, compresi i capoluoghi di pianura, come valori massimi sempre nella giornata di Ferragosto. Valori rilevanti anche quelli minimi, che hanno raggiunto i 21-23 gradi su quasi tutta la pianura, fino anche a 24-25 gradi su alcune stazioni come Bassano del Grappa, Teolo e Cavallino Treporti. Questi rappresentano tra l'altro i valori massimi raggiunti storicamente nella seconda decade di agosto come temperatura minima notturna. Infatti, perché il disagio fisico è dato soprattutto dalla temperatura minima notturna, vero? Nel È senso che valutato in base a una media complessiva della temperatura lungo la giornata, ma è rilevante anche la temperatura minima. Quando le temperature minime superano i 20 gradi viene definita notte tropicale ed è un valore molto incisivo per l'inizio dell'ondata di calore. tornando indietro nel tempo, quando bisogna andare per ritrovare ondate di calore di questo genere? Allora, più o meno tutte le estati si verificano delle ondate di calore di durata simile, di intensità simile, però in questo caso alcuni valori massimi sono stati registrati soltanto nel 2003 e nel 2015, con valori appunto lievemente superiori a quelli registrati in questa situazione, come 40 gradi a Frassinelle Polesine, anziché i 39 rilevati ieri nelle temperature massime. E adesso le previsioni dicono che arriverà invece il maltempo, che questa ondata di calore si interromperà. Possiamo dire che è già finita l'estate, al 16 di agosto? Il maltempo è abbastanza breve, si tratta di un'ondata di probabilmente temporali abbastanza diffusi che sono già iniziati ieri sera sulle zone montane e anche questa mattina e probabilmente si estenderanno alla pianura verso sera, portando quindi una classica rinfrescata di agosto che abbasserà le temperature anche significativamente. Abbiamo visto anche fino a 7-8 gradi in meno nelle temperature massime previste per i prossimi 2-3 giorni. I fenomeni potranno essere anche abbastanza intensi, come capita di consueto al termine delle ondate di calore, quindi è stata tra l'altro diramato una segnalazione meteo attraverso il nostro centro funzionale di protezione civile del Veneto per possibilità di temporali intensi, soprattutto nella giornata di oggi e fino alle prime ore della notte, un po' su tutta la regione, ma probabilmente i fenomeni potranno interessare soprattutto le zone centro-settentrionali della pianura e le zone alpine. Ok, e le temperature dopo questa breve ondata di maltempo si riporteranno in linea con le temperature estive oppure avvertiremo la fine dell'estate? Avremo un primo periodo circa nei giorni centrali della settimana con temperature in linea o di poco al di sotto delle temperature medie del periodo, per poi vedere risalire i valori termici verso il fine settimana che ritorneranno di sopra dei 30 gradi, ma con buona verosimiglianza non arriveranno più a valori estremi come quelli che abbiamo vissuto di recente. Non ripartirà quindi probabilmente un'ondata di calore e sarà da attendere la prossima settimana per vedere l'andamento anche in termini previsionali. Ok, grazie mille per la sua disponibilità.